Ecco quello che Gesù vorrà trovare nelle anime il giorno del giudizio. Salve a tutti carissimi, oggi volevo tornare a parlarvi di una suora, Suor Maria Natalia Maldogna, che è vissuta tra il 1901 ed il 1992. È stata una religiosa ungherese che nel corso della sua vita ha avuto tutta una serie di messaggi e di apparizioni di Gesù e Maria che l'hanno istruita circa tutta una serie di pratiche pie da compiere per la salvezza non solo della propria anima, ma anche del mondo intero. Ecco quanto rivelato a Gesù a Suor Maria Natalia. Voglio che le anime a me consacrate lavorino instancabilmente per questo motivo, cioè per salvare le anime. Figlia mia, prega per le anime dei peccatori, giorno e notte. Rinnega te stessa, offri tutti i tuoi sacrifici, in modo che al momento del giudizio le vostre mani non siano vuote come le trovo ora, ma siano piene di tante anime che sono state portate a me grazie ai vostri buoni esempi. Sono necessarie 3 cose affinché io possa stabilire il mio trono in un'anima in breve tempo. E voglio simboleggiare queste 3 qualità che cerco nell'anima con 3 immagini: il cristallo, le ali e la polvere. Il cristallo è simbolo della purezza del corpo, del cuore, della volontà e soprattutto dell'anima. Questa deve essere purificata non solo dai peccati gravi, ma anche dai peccati veniali, dalle negligenze, dalle cattive intenzioni e inclinazioni e dalle imperfezioni. Le infedeltà, anche nelle più piccole cose, contaminano immediatamente l'anima. Per raggiungere questo grado di purezza ci sono 4 cose da fare: negare al corpo ogni piacere disordinato, purificare il cuore da tutte le emozioni e i sentimenti che provengono da cose estranee all'amore divino e soprannaturale, tenere lontano dalla volontà tutto ciò che non è finalizzato al bene, eliminare dai pensieri tutto ciò che è terreno, staccarsi dal passato, bandire le preoccupazioni del presente e del futuro, perché tutto questo macchia l'anima e mi impedisce di unirmi ad essa. Le ali invece simboleggiano la libertà dell'anima, che deve essere libera dall'attaccamento al corpo, alle cose del mondo e dalle creature, ma traboccante di desiderio per le cose sante. L'anima dovrebbe anche essere libera dall'intenzione di guidare se stessa, perché solo le anime libere possono essere elevate da me all'altezza della mia divinità. La polvere ha il significato di ciò che l'essere umano deve riconoscere di essere senza di me. L'anima non deve presumere di essere qualcosa né di fronte a me, né di fronte agli altri, né di fronte a se stessa. Nel momento in cui avesse questa presunzione, mi respingerebbe, perdendo parte delle grazie a lei destinate. Se invece un'anima riconosce la propria piccolezza, debolezza e miseria, chiedendomi perdono
e se arriva a saper gioire della propria nullità, non si meraviglierà delle proprie debolezze e non proverà mai amarezza. Se le faccio notare i suoi errori, non si offenderà, ma riconoscerà sinceramente che la santità consiste non nel non cadere, ma nella volontà di rialzarsi dopo la caduta. Così l'anima si riprende e, cosciente della propria nullità, si abbandona completamente a me. Mi si affida totalmente, non tanto per ottenere grazie, quanto per consolarmi e per fare riparazione per le sue passate debolezze. Nella sua umiltà, quest'anima si sente più meritevole di condanna che di grazia. Senza averne consapevolezza, getta così una catena d'oro dal suo abisso verso le vette celesti e mi induce a discendere in lei per stabilire il mio trono nel suo cuore. Vidi un'anima incapace di raggiungere la propria libertà a causa della vanità, del compiacimento delle proprie capacità e della propria bellezza, e perché ricolma di ammirazione per se stessa, per giustificarsene e non farsene una colpa, quest'anima era giunta a convincersi di non essere né orgogliosa né vanitosa, in quanto capace di riconoscere le buone qualità degli altri. Questo pensiero ingannevole non era gradito a Gesù, perché sopiva la sua coscienza. Compresi che tali anime sono trattenute in catene e che il Signore non è in grado di entrare in esse con innumerevoli grazie. Infatti un'anima è capace di ricevere grazie divine solo se è completamente libera. Vidi anche altre anime che ponevano ostacoli e impedimenti alla luce divina. Tali anime parevano luminose solamente all'esterno, ma racchiudevano solo oscurità nel loro interno. C'erano però anime libere da catene che non impedivano alla grazia di entrare e irradiavano luce dal loro interno. La grazia divina poté raggiungere la profondità del loro intimo e le santificò. Gesù si compiaceva di queste anime, trovando in loro gloria, bellezza e santità. In tali anime Gesù era tutto. Una notte Gesù mi comunicò queste parole: io sono venuto nel mondo per la salvezza delle anime. Salvare le anime è la vostra vocazione, il vostro dovere. Dovete vivere per le anime. Vivete in me e nell'amore e vincerete. I peccati dell'umanità mi percuotono dappertutto e sempre. Preferirei morire ancora una volta piuttosto che sapermi offeso con un peccato mortale. Ho sofferto con Gesù per le anime peccatrici. Accetterei tutte le sofferenze del mondo se potessi evitare un peccato mortale che offende il mio Gesù. Gli dissi che ero pronto a tutti i sacrifici per riparare alle offese arrecategli dalle anime. Gesù rispose: castiga il tuo corpo e con questo io potrò liberare dal peccato le anime fuorviate e riportarle nel mio cuore. Molti mi offendono perché indeboliti nella loro volontà, anche a causa dell'attenuazione della pratica dell'astinenza dalle carni il venerdì, tutti e non solo le anime consacrate devono avere questa abnegazione. Quando diminuisce lo spirito di abnegazione, aumentano i peccati.
è la perdita delle anime che cadono nelle profondità del peccato per la mancanza di mortificazione, degradandosi sempre di più, arrivano alla negligenza, arrivano alla pigrizia, si lasciano andare sempre di più agli appetiti del corpo e del mondo, fanno spazio alla concupiscenza degli occhi, abbandonano la messa, le preghiere, i sacramenti, avviandosi sul cammino della dannazione eterna. Il Signore mi mostrò poi la triste condizione spirituale di alcune anime in particolare. In loro vidi Gesù flagellato, coronato di spine, con la gola stessa avvinta ad una corda e sul punto di accasciarsi. Mi disse: vedi me soffrire in queste anime a causa dello scandalo che causano. Le rimprovero perché solo se conducono una vita di espiazione posso agire in loro. Per queste anime il destino è terribile se giungono alla morte senza pentimento. Per consolarmi Gesù mi mostrò la sua gioia nel discendere sull'altare quando sacerdoti puri e zelanti celebrano l'Eucaristia per rendere gloria al Padre e per la santificazione e la salvezza del mondo. Sono la mia gioia, il mio orgoglio, la mia consolazione e la mia speranza. Gesù mi disse: sono pochi coloro che amano la croce, molti non ne vogliono nemmeno sentir parlare di sofferenza e di abnegazione. Questo accade perché non pregano per ottenere da me l'amore alla sofferenza, cosa che invece devono richiedermi quotidianamente. Esse devono amare la croce per se stessi e aiutare gli altri a portare la loro. Se lo facessero, otterrebbero la grazia di amare la sofferenza e questa diventerebbe dolce per loro e sarebbero in grado di compiere atti eroici. Vorrei annullare nelle anime tutto ciò che estingue l'amore e vorrei far crescere in loro l'amore alla croce. Oh, dai loro il dono dell'amore puro e umile. Riceverebbero la grazia mistica di penetrare i segreti del mio cuore. Vorrei far conoscere questa grazia speciale proprio in questi tempi in cui le sofferenze per i miei eletti sono vicine. Gesù mi insegnò questa preghiera da affidare alle anime deviate. Dammi grazia, Signore, di amare la sofferenza come l'hai amata tu. Dammi la grazia, Signore, di saper portare la croce come l'hai portata tu. Dammi la grazia, Signore, di riconoscere sempre e compiere sempre la tua volontà e di rimanere sempre unito a te, glorificandoti in ogni mio atto. Maria, Madre di Gesù e Madre mia, insegnami ad amare la sofferenza. Anime mie, diceva Gesù, vi amo, entrate nel mio cuore che è aperto per voi e vi attende. Questo cuore non è solo mio, ma di tutti coloro che amo. Ah, entrate in questa calda dimora, in modo che vi possa rafforzare e purificare con la mia divina potenza. Avete bisogno soltanto di amarmi
e di rimanere uniti a me. Se mi amate, non vi guiderò solo al Calvario, ma anche al Tabor. O anima, perché sei così vuota? O Golgota, perché sei così abbandonato? O peccato, o mondo, o inferno, perché sei così vasto? Alcune anime sono piene di se stesse e di mondo, da non lasciarmi spazio. Non vogliono neppure accettare le grazie che io voglio dare loro. Disprezzano la mia misericordia e dicono che è sufficiente amarmi. Non pensano che il loro amore dovrebbe somigliare al mio. Così ostacolano i miei sforzi di aumentare in loro la fede e la sostituiscono con falsi amore. Ciò che veramente alimenta l'amore è la sofferenza, e con questo cibo nutro tutte le anime che mi amano e che amo. Poi il Signore, con ineffabile amore, si chinò su coloro che lo amano, mentre grande era il dolore nel constatare quali anime e quante anime non riconoscono il suo amore e la sua onnipotenza. Ho già avvertito il mondo della necessità di espiazioni anni fa, ma nessuno ha accolto le mie parole. Tuttavia, chi non si pente perirà nei suoi peccati. Ci sono molte anime che non vivono nella grazia e non la desiderano neppure. Non conoscono e non vogliono conoscere la vera vita. La vera vita sono io, perché senza di me non potete fare nulla. Molte anime devono sapere, il mondo intero deve sapere che è giunto il tempo dell'adempimento delle mie parole. Io ho portato il fuoco sulla terra e il suo scopo è bruciare. Molte anime sono state rischiarate da questo fuoco sin dalla creazione dell'uomo, ma la mia fiamma non ha ancora purificato il mondo completamente. Questo fuoco sarà propagato dai miei sacerdoti in modo meraviglioso e prodigioso e nulla potrà estinguerlo. Con la fiamma del mio amore rinsalderò la terra al cielo. I miei preti alimenteranno questo fuoco. Il mio divino cuore fornirà loro le grazie necessarie. Le persone conosceranno quanto soave è il mio giogo e quanto leggero il mio carico. Mediante i miei sacerdoti rinnoverò la Chiesa. Esattamente come feci un giorno nel Tempio di Gerusalemme. Ora sto costruendo la frusta che mi servirà per espellere dall'umanità le nubi oscure del peccato e dell'errore. In questo modo, una volta scacciate completamente le nubi, stabilirò in tutti il mio spirito. Voglio che il mio fuoco divampi nelle anime e superi i confini. Voglio recuperare tutte le anime che vivono nel peccato e vivono a rischio di perdizione nel mondo intero. Quando nel mondo si va alla battaglia, gli esploratori sono inviati per primi. Io combatto contro il maligno e voglio che i miei apostoli, i miei figli e servi fedeli preparino la via a me. Ah, io voglio anime che possano fare esperienza
di quanto è dolce e meraviglioso vivere uniti al mio cuore. Voglio che il mondo sappia quanto lo amo, quanto lo cerco e quanto desidero essergli vicino. Ho visto poi la piaga aperta del costato e Gesù che attirava il mondo verso la sua santa piaga, affinché attingesse al suo sangue preziosissimo, nascondendosi in essa, per essere fortificato prima di portare la croce, preparata per lui da Gesù stesso. Gesù pone sulle anime elette una croce insanguinata, simbolo delle sofferenze interiori e fisiche che le attendono per salvare altre anime. Gesù allora mi disse: desidero che le anime a me devote non desistano di fronte a nessun ostacolo, non si voltino mai indietro, abbiano sempre lo sguardo fisso sulla croce, guardino sempre dritto davanti a loro. Per i meriti delle loro sofferenze, molti peccatori saranno disposti a cominciare una nuova vita. Se però le anime non sono purificate nel fuoco del mio amore, le loro opere sono infruttuose. Bisogna che le anime facciano tutto con purezza di intenzione per la mia gloria. Solo se unirà le sue nazioni, unendole al mio sacrificio e a quello della mia Madre Immacolata, allora saranno efficaci. Chiedo questo a tutte le anime devote, specialmente a quelle a me consacrate. Avendo me per compagno, non dovete temere nulla. Sono io che comando ai venti e alla tempesta. Sono io il Padre, il Signore di tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Non abbiate paura, andate sempre avanti. Non pensate né alla vita né alla morte, né ai risultati. Tutto è nelle mie mani. Solo tenete lo sguardo fisso su di me, senza stancarvi, e fate la mia volontà. Questo sarà il vostro tesoro e la vostra gloria, e l'anima non soccomberà nel combattimento. Non chiedetevi mai cosa accadrà in futuro, né come accadrà, né come evolverà la situazione. Invocate sempre la grazia, il perdono e la misericordia del Padre Celeste. Figli miei, vi ho mostrato i miei piani, portateli a termine. Vi esorto a fissare lo sguardo su di me, a ignorare ogni timore, a mantenervi gioiosi, come sono gioioso io quando vi guardo. Rallegratevi, perché l'opera che vi ho affidata rallegra mio Padre. Non opera in voi la forza, ma la forza divina. Per mezzo vostro io mi dono alle anime, per poter in esse adorare e glorificare il Padre, poiché il potere sulle anime vi è stato donato da me. Dovete percorrere il mondo e vincere il mondo e i miei nemici, perché io sono più potente di ogni potenza e più forte di ogni forza. Sulla terra ho conseguito ciò che il Padre mi ha affidato con preghiere e sacrifici. Ho avuto fame, ho avuto sete, ho sopportato molte amarezze e fatiche, ho pregato notti intere, ho accettato ogni genere di sofferenze per ottenere da mio Padre il potere di curare, risuscitare i morti, cacciare i demoni. Non ordino né controllo, mi limito a chiedere con tutta l'umiltà del mio cuore. Chiedo alla mia Chiesa di riunire sacerdoti capaci di fare sacrifici,
affinché per loro mezzo si realizzi la volontà del mio cuore. Non mi lascerò disprezzare né prendere in giro. Allontanerò il mio sguardo da coloro che agiscono in questo modo e dai loro stessi sacrifici. Io vi amo molto e tengo il mio sguardo su di voi giorno e notte. Conosco le vostre fedeltà, ma anche le vostre tiepidezze. Allora voglio esortarvi a consacrare a me le vostre lingue e i vostri sentimenti, perché queste due cose inclinano al male ed estinguono in esse la fiamma dell'amore. Gesù mi disse ancora molte cose sul peccato della lingua, ma non comandò espressamente di farne menzione. Ordinò però di dire al mio confessore di istruirne le anime su questo peccato e su altre imperfezioni, perché su questo saremo giudicati. Vidi il volto di Gesù molto sofferente, pieno di ferite. Mi disse: guarda come soffro per i peccati della lingua. O anime, la vostra lingua è più affilata di una spada. Ogni colpo che ricevo è più doloroso di quello di un pugnale. Procuratemi consolazione e riparazione, datemi i vostri cuori, affinché non abbiate a subire anche voi le stesse ferite di spada. Le anime a me consacrate devono attenersi strettamente al silenzio prescritto. Solo in questo modo il peccato si allontanerà da loro e cresceranno le virtù. Sono felice quando vedo fiorire nei monasteri l'obbedienza, l'umiltà e soprattutto l'amore che è la virtù suprema. Voglio che i superiori e le superiori mi imitino principalmente nell'amore, nella tenerezza e nel servizio. Devono consolare le anime tristi e sofferenti, come feci io durante la mia vita terrena.